Anna Raffaella Belpiede, che è qui alla mia destra. Anna Raffaella Belpiede è una sociologa, poi ci dovrà spiegare infatti come gli è venuto in mente diciamo, di mettersi a scrivere in poesia. Si è occupata prevalentemente di interculturalità, quindi con diciamo, pubblicazioni e progetti anche per il comune di Torino, aiutami, sì, il comune di Torino e il comune di Ancona. Non citerò tutte le sue pubblicazioni di saggistica perché non è necessario, perché invece stasera ci interessa di più la sua, come dire, la sua produzione poetica. Questo è il suo terzo libro di poesie, più chiaramente poesie su varie raccolte di Giulio Verone Editore, altre case editrici. La sua prima raccolta è stata La mare delle donne per Lieto Colle, poi Torino da bere, sempre l'editore Genesi, sì. E questo ultimo libro, Silenzio assordante, sempre per l'editore Genesi. Allora, il prefatore del nuovo Silenzio assordante ha fatto tutto un bel discorso che io poco sono riuscito ad assimilare. Una cosa però importante, una cosa importante che lui ha detto secondo me e che mi ha ricordato, perché abbiamo come dire, studiato di recente la poesia di Derek Walcott, e mi ha ricordato un verso di Derek Walcott: io sono nessuno o sono una nazione. Gros Pietro infatti nella sua prefazione, parlando appunto della tua poesia, parla di questa molteplicità, diciamo così, di persone più che di personaggi che vengono fuori, per cui come dire, dal dualismo al molteplicismo, se mi è consentita questo orrore di parola, sono molte le voci che vengono fuori dal tuo narrare poetico. E allora, a questo punto, siccome a me quello che interessa di più è far parlare il poeta piuttosto che il relatore, che finirebbe per avvitarsi su se stesso, io ti faccio subito la prima domanda che ho anticipato prima. Qual è il senso dello scrivere in poesia oggi e perché Anna Raffaella Belpiede, con tutte le sue competenze, diciamo così, di sociologa, si è messa a scrivere poesia? È carina questa domanda, perché me la sono chiesta anch'io. Io credo che Giacomo, la questione è che io non ho deciso, la poesia è venuta, e questo è un po' il filo rosso sempre delle ultime pubblicazioni, ma anche di quello che non ho pubblicato. Sono delle esigenze interne che mi portano e scaturiscono anche in questo modo. Penso che però ci fosse c'è un background chiaramente in queste robe qui. Da preadolescente, adolescente e giovane ho letto tanto di quella poesia, è stata la mia forza, è stata, sì, la mia adolescenza, preadolescenza, adolescenza non è stata così felice, insomma, come la vita poi dopo è andata meglio. Però ho letto talmente la poesia è stata la mia forza. Io credo che la poesia dia la possibilità di esprimere anche le cose non solo più profonde, ma più complesse teoricamente. Certo. E questa per me è stata una poesia grande, quasi filosofica. questa per me è una visione già complessa, quindi non è facile, forse non è alla portata di tutti, però mi ha dato la possibilità. La poesia
mi ha dato la possibilità di esprimerlo, invece che con tanti discorsi in queste strofe.